Buonasera, per la discussione siamo in compagnia del direttore Giampiero Catone. Onorevole, lei ha avuto una testimonianza di affetto, di elogi per la nuova discussione. È rimasto sorpreso, entusiasta di questa serata così bella e partecipata? La partecipazione è stata veramente eccezionale, veramente una serie di amici, tante istituzioni, una gran presenza del mondo imprenditoriale, del mondo istituzionale e perché no, del mondo politico rappresentato un po' da tutti i partiti e da tutti gli schieramenti. Tutti quanti sono venuti alla festa della discussione perché hanno capito il vero messaggio. La discussione non è un organo di partito, ma è di per sé un organo di confronto, di incontro, di dibattito e di sintesi a cui possono partecipare tutti i partiti, tutte le istituzioni civili e militari, tutte le imprese, e noi con la discussione contiamo veramente di fare sintesi da cui scaturiranno proposte di legge, per cui ci siamo avvalsi di tutti quanti questi amici parlamentari più partiti, per dire loro: noi sondiamo, la popolazione, capiamo i bisogni della popolazione, intervistiamo, come voi giustamente state facendo, una serie di personaggi del mondo dell'economia, ma anche personaggi della strada, per sapere quali sono le situazioni da proporre, quali sono le condizioni per poter avere un paese migliore. Li proponiamo, facciamo dibattere, li facciamo confrontare e da quella situazione scaturirà comunque una proposta di legge. Lei ha parlato della discussione come il giornale delle famiglie e dell'Italia. In più questa sera c'è stato il messaggio del Premier Giuseppe Conte. Un suo giudizio? Siamo stati molto contenti del messaggio del Premier, perché ha colto realmente lo spirito della discussione e appunto perché ha colto questo spirito ci ha dato forza e ci ha dato quell'augurio essenziale che serve per andare avanti, quell'augurio essenziale che fa capire a tutti quanti che la discussione è un organo di tutti i cittadini, di tutte le imprese. Ecco perché noi ringraziamo il Presidente Conte, che in un momento come questo si è dimostrato un grande mediatore, una grande persona, una persona che sostanzialmente ha a cuore i bisogni degli italiani. La discussione non deluderà né il Presidente Conte né tutti gli altri rappresentanti di tutti quanti i partiti, e mi creda, tutti gli altri partiti che hanno partecipato questa sera qui, partendo dalla Lega a Forza Italia, al PD, tutti quanti i partiti, persino rappresentanti di movimenti che stanno rientrando nel mondo politico. Parliamo ad esempio dei Verdi. Quindi la discussione è stata riconosciuta da tutti come organo di confronto, organo in cui si può dibattere. Ben vengano tutti quanti a darci una mano per far sì che la discussione segni sempre di più il tempo giusto per l'Italia. Grazie a lei e buon lavoro come direttore. Grazie a voi tutti.